Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su SmackDown Hercules The Pine, nell'inglese perfetto di madrelingua, e siamo a giugno, siamo in Oklahoma, perfetto, iniziamo il programma. Dai che dobbiamo salire, cazzo. Vediamo cosa ci propone adesso qua il palinsesto di SmackDown. Oh, bene. Ok. Questa casa... no. Beh. Ok, siamo contenti di essere a casa tua, vecchio. Adesso però voglio fare buone cose. Allora, attributi, quanto abbiamo qua che non mi ricordo più? Abbiamo 39 punti d'esperienza. Scusa, ma... no, perché non è salita? Ma non ha salvato? What? Va bene. Vaneggi Cumendiani. Attributi. Allora. Arena. Parla con Eddie Guerrero. Parliamo con la rasa. Parliamo con Eddie Guerrero, la rasa. Benoit. Ok. Beh. Perfetto. Ho sbagliato, no, forse ho sbagliato, dovevo... No, vedi, perché vedi, essere incoglioniti in inglese, forse dovevo dire la sua città e ho sbagliato. Sono stato un po' troppo veloce forse, sono una pippa obesa, ma va bene insomma. Ma va bene, ok, siamo... Ora c'è Tori Wilson, ragazzi. Skip, forza Tori Wilson, grande. Poi abbiamo per i pesi leggeri ma tardi Charlie Haas e Rey Mysterio. Mantiene il titolo Rey Mysterio. Poi abbiamo il terzo match Chris Benoit contro Shelton Benjamin, vabbè. Lo possiamo battere abbastanza tranquillamente. Ok ragazzi. Aia. Adesso è importante portare a casa questi match contro insomma avversari non proprio impossibili. The Canadian Clipper, ragazzi, si gasa. Il problema è che ha delle mosse difficili, perché le sottomissioni in questo gioco è veramente difficile. No, ho sbagliato. Grande Benoit. No, in realtà mi sono fatto male anch'io. Molto bene. The Canadian Clipper è già gasato, The Canadian. Contro Shelton Benjamin possiamo vincere, perché siamo un buon wrestler, ma abbiamo tutte le carte in regola per ben figurare. Ok. Non ci sta capendo molto per il momento, Aia. Ciao amore. No! Si è svegliato Benjamin, ma c'è Benoit. No! Cominciano. Aia. Grandissimo Benoit, madre. Grande Benoit che si sta gasando, Chris. Braccio teso di Benoit. Ancora Chris. È solo Chris, only Chris. Only Chris. Aia. E ancora Benoit. Ed è sempre, è solo Chris Benoit. Merda. Dai, Shelton, ti prego. Grandissimo suplex, velocissimo, perfetto. Abbiamo già una finisher. Ha già il corpo un po' danneggiato. E ancora suplex di Chris Benoit. E vai. Vai Nelbat. Vabbè, un po' presto. Mamma mia, però non è messo bene, Shelton non è messo bene. Sharpshooter. Ma è impossibile, è veramente impossibile.
Però almeno facciamo male anche alle gambe del buon Shelton Benjamin. Mamma mi ha preso malissimo. Mi ha preso malissimo, ragazzi. Vediamo se fa a livello difficile. Con Chris, The Canadian Clipper, Benoit. Finora mi stanno mettendo comunque avversari non impossibili, Bisogna essere sinceri. Siamo stati anche campioni degli Stati Uniti. Perso subito però il titolo. Vecchio, non hai speranze. Ok. No. No. Purtroppo è stato un po' lento. Che cazzo. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Grandissimo. 1, 2. E si salva ancora Shelton. Ok. Un altro Flan Elbat. Oh yes. E adesso deve essere chiusa però. Yes. La portiamo a casa con tranquillità. Sì, però noi vogliamo match più difficili, vogliamo match importanti. Dobbiamo arrivare, da quello che mi ricordo, da quello che avete scritto, sui 90 per poter lottare per il titolo mondiale. O se no vincere la Royal Rumble. La rissa reale, ragazzi. Arriva McMahon. Ok. Attenzione, cosa vuole fare? No, vuole... No, dai, non ci credo. E arriva Benoit a salvarlo, però. Povero JR. Beh, vabbè, sono andata bene, dai. Ok, siamo qua nel backstage. Ancora Charlie Haas. Niente, oh ragazzi, è incredibile. Non ci credo. Ma dai. Non ci voglio credere, che schifo che fai. Sì, ok. Vuole riscattare lo scempio dell'altra volta. Non sto benissimo, E scendi. Ma che cazzo? Non c'è. Ma che cazzo? Ma... No! E vaffanculo. Mamma mia, Charlie Haas. La pippa. Oh, la faida con loro due, con Benjamin e Haas. Incredibile. Incredibile. Però quanto era più bello sto gioco, ragazzi. Merda. Ok. Cerchiamo di farla finita presto. Ma possiamo infortunarlo? Sto merda. Eccolo qua. Non sta molto bene Charlie. Non sta molto bene Charlie. Ok. Ok. Ancora basta! Ci avete rotto il cazzo. Scappa. Ciao. Ciao.
Aia, te l'ho sentita anch'io. Ok, sharpshooter. Vabbè, facciamoli male, ma è chiaro che non possiamo... per schienarlo con la clipper crossface è dura. Perché ovviamente sharpshooter, madonna, ma... Cioè, sono veramente rincoglionito, ragazzi. La clipper crossface. Facciamola. Vorrei chiuderlo velocemente e dimostrare... Dovrebbe essere vinta teoricamente, eh? Ok. 1, 2. Cosa? Ancora clipper. Ancora clipper crossface. Grande Benoit. Almeno facciamo un po' del male, dobbiamo ancora qualche colpo. Vabbè, ma adesso non può star bene, dai. Dai, per piacere. Niente, ce la fa. Incredibile. Riesce a tornare in corsa, Charlie. Ok. Adesso dovremo chiuderla. Dai. 1, 2. Ma come cazzo? Ma ferma. Ancora sì, ancora questa sharpshooter clipper crossface. La clipper. La clipper. È praticamente andato a... Ma riesce a salvarsi. È difficile, è difficile. Vai, tagliagole canadese, deve chiuderla però adesso, Ancora. 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 Ah, rischio che di perderla adesso, Zio Kel! Porco! Basta! Hai rotto il cazzo adesso, Guarda, io sono già rosso, incredibile. Per piacere possiamo chiuderla, grazie. 1, 2, 3. Ok. Niente, no, ormai Benoit è entrato in una spirale perfetta. Ok. Allora, guadagniamo 80, qua guadagniamo un po' di esperienza, perfetto. Insurrection. Ah, ok, Newcastle. Vediamo in Inghilterra cosa combiniamo. Ok. Il pay per view. Niente. Per questa rivalità incredibile. Ta-n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 a. Submission match. Beh, è il mio campo, quindi voglio dire. Non hai molte speranze in realtà. Vabbè, non abbiamo un cazzo da fare. Qua controlliamo di avere... Ok, perfetto. Buono, buono, buono. E andiamo al pay per view. Ok. Eddie Guerrero, Big Show vince Eddie. E match per sottomissione contro Charlie Haas. E vediamo di massacrarlo. Merda, ho sbagliato il tasto. Ho sbagliato il tasto. Vabbè, cerchiamo di chiuderlo comunque in tempi rapidi, si può fare. Cioè, è nata questa rivalità con Charlie Haas. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Lo conosciamo per le feste. Mi dai sempre la possibilità di scegliere, amore, e ti sceglierò sempre submission match.
Ciao. Ok. Sono troppo forte, dai. Non potete darmi sti match, voglio match importanti. Guarda qua delle corde. E scivola. Ci sta già capendo poco, Ash. Ci sta già capendo molto poco. Braccio teso. Detto che senza le, come si dice, a cazzo, senza le musichette però perde tanto il gioco, ovviamente. Ok, lo buttiamo sulle corde, perfetto. E già ha preso benissimo, Ash. No! Cosa ha fatto, ragazzi? Complimenti, very compliment. Non sarà facile vincere il titolo con Benoit, però ci proveremo in questa prima carriera. Aia. Ciao. E subito Clipper crossface. Vabbè, non può ovviamente farcela. Ok, Chris Benoit. Chris Benoit. Grande Chris Benoit. Io sono tranquillo perché c'è Benoit. Perché adesso, secondo me, a breve lo massacriamo. Rope break. Ok. Bellissimo, bravo Chris. È già messo male il ragazzotto. Manca poco. Mi saluterà. E vinciamo un altro pay per view. Poveretto. Povero Charlie Haas. Povero Charlie. Ok. Lo buttiamo ancora sulle corde. Perfetto. Dai, alzati. Vieni da paparino. Che sono goloso di dolci stasera. Non ce la fa più il povero Charlie. Ok, no. Ok, sharpshooter no, è Clipper crossface. Niente, sono bene sharpshooter oggi. Non capisco perché. Sono proprio rimbambito, Forse perché giocavamo con la sharpshooter, avevamo solo il cecchino con il Kume su WWE. Dai, per favore. Dai, che sei morto, cazzo. Ah no, è giusto, che coglione. No, ma non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Bisogna sospendere l'incontro, ragazzi, è finito, Ass. È finito, Ass. È finito, Ass. È finito, Charlie. Attenzione, il mitico Charlie ci prova. No, qua vado un po' a vuoto. Aia. Ah, bello. E ancora Clipper.
Ma Dio Ken. Vicini alle corde. Troppo vicini alle corde. Tiene duro, anche Re Amigos, ma è troppo... è veramente resistente però Charlino, È veramente resistente. Ciao. Vai. Ok. 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 Dai però. Niente. Vai. Perfetto. Senti, non riusciamo a chiudere però, Non riusciamo a chiudere. Dai, che hai perso. Sta venendo cara la pelle Charlie. Adesso addirittura. Ma dai, dai, sei ridicolo. Sei ridicolo. Sto aspettando la resa di Ass. Qua si parla non so come. E ancora Clipper, ma troppo vicine alle corde. Sono una pippa. Non riusciamo a chiuderla. Chris Benoit. Chris Benoit. Buttiamo ancora le corde. Dai. Esaltiamoci. Sbagliato. Aia. No, però. Ma no, non dovevo farla così. Niente, non riesco proprio. Rope break. Oh, ma c'ha un culo, ragazzi. Non è possibile che non si sia ancora ritirato, dai. Capisco il livello di difficoltà, ma che palle. Stiamo provando in tutti i modi. Aia. Sarei un po' stufetto. Vorrei chiuderla. Vorrei chiuderla, grazie. Mette sempre vicino alle corde. Incredibile. Stiamo massacrando, ragazzi, dai. Cioè, è finito, ragazzi, è finito.
Ok. Vai Clipper, vai Clipper. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai. No, non ce l'ho fatta per un amen. Incredibile. Incredibile. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Con la prossima ce la facciamo, però. Cioè, è inaccettabile. È inaccettabile sto match. Sono più stanco io di lui. Ancora suplex. Poi rischia l'infortunio Ass. Qua rischia l'infortunio Charlie. La prossima Clipper dovrei farcela, ma la prossima volta cambia, facciamo un match normale la prossima volta, Ho rotto un po' i maroni. Lo stiamo massacrando. Ok. No, non sei vicino. No, zio porco. Dio. Ma perché fa l'animazione così? Sono rotto i coglioni. Ah, ma deve concedere, però non è ammissibile. Ciao. Ridico. Se l'avevo fatta give up, scusate, non potevo più registrare perché non avvantavo più. Era troppo lungo il video, ce l'avevo fatta con la Clipper alla fine. Perché devo premere non solo un pulsante ma almeno 2 pulsanti per far prima. Non mi ricordavo più sta cosa. Mamma mia. Che ti attacco perché mi hai rotto il cazzo. Cioè, spero che la smettiamo questa faida perché anche sangue gli ho fatto, poveretto. Bravo Chris. Te la meriti, cazzo. Mamma. L'abbiamo un po' massacrato, ragazzi, ma leggermente, proprio, ma di poco, ma di poco. Ai ai ai. Sono un uomo finito, ragazzi. La cosa è ufficiale. Ok, ci siamo presi parecchi punticini. Ok, ci facciamo anche la seconda settimana. Ok, 40 minuti, vediamo se riusciamo a farne un'altra. Mamma mia. Sì, ho tagliato un po' l'ultimo match perché ora è impossibile, veramente. Troppo lungo. Ok, Katie, grazie per l'aiuto, non c'è di che. Vabbè, contento, dammi un po' di esperienza però in cui non mi dà niente. Non mi dà niente, no, qua non c'è un cazzo. Andiamo se mi riposo. Ok, ancora per i pesi leggeri. Vince ancora Re Mysterio, siamo contro Matardi. Vai. Questo dovremmo far presto, insomma. Ok, cerchiamo di fare un match comunque veloce, che finora comunque abbiamo avversari, diciamo, tutti battibili, diciamo che è un inizio di carriera non difficile, è chiaro. Abbiamo capito che non possiamo richiedere match per il titolo perché sennò partiamo con uno svantaggio troppo elevato e non va bene. E anzi, facciamo esperienza così. Questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Questi dobbiamo batterli tutti, soprattutto nell'uno contro uno. I match che abbiamo perso li abbiamo persi nel triple threat match o nel
handicap match. È già messo malino il ragazzo, Buono. Neck breaker importante. Dai che ci siamo. Aia. Oh. Madonna però. Boom. Bravo Chris. Il grande Benoit c'è, il grande Benoit c'è. Ottimo. Dai, vieni su amore, vieni su. Rope brache, fio, il rope brache. Cosa puoi fare contro il rope brache? Niente. Ciao. Ole! I tre amigos. Perfetto. Boom 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 boom. Fly up! Stiamo massacrando lo no dai però ok buono già arancione perfetto perché la chiudiamo a breve. Breve la si chiude, speriamo di aver completato la rivalità con Benjamin e Ash. Insomma da Charlie Ash la come si dice la vera rivalità. Un bel allenamento per Roy's the Rumble, Royal Rumble. Dai. Vieni su amore, vieni su. Vieni su. Ma cosa vuoi fare, Matardi? Sta bene il ragazzo. No break. E bravo Chris. No, la clipper meglio di no. E andiamo sulle corde. Ma dai, madonna, che palle. Non crepano mai questi, oh. Boom. Perfect. Perfect. Possiamo chiuderla. Veramente, scusate se ho fatto in maniera meravigliosa, ma è troppo caldo. Veramente caldo, asfissiante. Bravo, ma tardi. Non se posso chiuderla. È vietato dalla legge chiuderla. No. Ok. 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 Buono. E adesso per la prossima finisher dovrei farcela. Boom!
come sui maroni. 3 amigos. E mi apro la strada per la vittoria. Eccoci qua. Ole! Vai, adesso non puoi, dai. Boh. Ok ragazzi, è andata molto bene. Siamo portati a casa un'altra vittoria. Stiamo girando bene adesso, eh. No, non mi voglio trasferire per il momento, per il momento si rimane a SmackDown. Oh, Vince McMahon. Rispetto. Infatti sì, non posso andare contro di lui in realtà. Attenzione, Rhino. Non ci credo. Ci sarà una rivalità con Rhino? Staremo a vedere. Ok. No, la rivalità con Rhino no, però, cavolo. Vince McMahon è incazzato. Ok, mi ha punito. Anche se mi è incazzato con me, insomma, vuole farmela pagare. È incazzato con me. Aspetta un attimo, tanto facciamo... Possiamo andare a 8 di forza, Stiamo cominciando a macinare. Andiamo in corridoio, parliamo con Stephanie. Quella milfona, ragazzi, per eccellenza, porca miseria. Thank you. Benissimo. Ok. Perfetto. Molto bene ragazzi, il prossimo match è contro Rino Gattuso e dobbiamo assolutamente fare una buona figura. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!